Ancora pochi minuti e inizierà la partita tra Tutta Vista Galtellì e il Florinas. Questa è la rosa del Tutta Vista Galtellì, questa del Florinas. Questi sono i nominativi della rosa del Tutta Vista Galtellì. Questa è la rosa delle Florinas, che potete leggere i nomi. Pochi minuti inizierà la partita. Squadra del Galtellì già a bordo campo con la maglia rossa, la squadra avversaria Florinas con la maglia gialla. Come potete vedere nello sfondo dove c'è scritto Florinas c'è lo sfondo giallo per indicare il Florinas, fondo rosso per indicare Tutta Vista Galtellì. Tutta Vista capolista del girone D della prima categoria. Ancora non è iniziata la partita, giornata piovosa, adesso in questo momento non sta piovendo, meno male. Ecco le squadre che entrano in campo. I due capitani, vediamo da che parte giocherà in squadra. Ecco, saluto tra i giocatori. Il Florinas giocherà sulla destra, sulla parte destra dello schermo, mentre Tutta Vista sulla sinistra. Ecco, questa è una panoramica. Scusa però. Sì, sta in diretta? Sì, siamo in diretta, perciò no. Se poi segnano è colpa vostra, che non si vede. Ecco l'arbitro che adesso inizierà la partita. Eccoci qua. Inizia la partita.
Punizione a favore delle Florinas, si carica il numero 8. Palla al centro, nulla di fatto, anche se il giocatore ha intercettato il pallone, non è riuscito a indirizzare con forza verso il portiere avversario. Mi sembra che non manco preso la partita, non ho preso manco il gol, mi sa, nella fregatura. 1-0 il risultato. A 2 minuti dall'inizio il Tutta Vista già in vantaggio. Ancora il Tutta Vista in avanti, ancora il Tutta Vista, nulla di fatto. Ricordo il risultato a 2 minuti all'inizio, Tutta Vista è passata in vantaggio. Non so se sono riuscito a prendere o ero distratto. Cosa mi è capitato? Speriamo che ci sia riuscito. Purtroppo faccio troppe cose, non posso fare 1000 cose, devo solo pensare a riprendere e basta. Invece bellissimo tiro, ancora il tiro parato dal portiere avversario. Tutta Vista 1-0 sul Florinas. Mastio. Punizione a favore del Florinas. Il numero 20 del Florinas, un giocatore di colore, il numero 20, anzi punizione in favore del Tutta Vista, si è fatto male invece il giocatore del Florinas. Rimessa per il Tutta Vista Galtellì. Ricordo Tutta Vista Galtellì 1-0 sul Florinas
Scusa, chi ha segnato? Cadau? Mi riferiscono al gol di Giovanni Cadau. A 2 minuti dall'inizio Giovanni Cadau ha portato in vantaggio la sua squadra, tutta vista Galtellì. Devo stare molto attento a seguire l'azione, cosa che devo solo fare questo. Purtroppo quando faccio 1000 cose succede anche quello di distrarmi. Il Florinas è ancora in possesso di pallone, il numero 8 del Florinas che passa al numero 10, il numero 20 anzi scusa. Ora il Florinas, palla a tutta vista Galtellì, palla verso Cadau, fuori gioco di Cadau. Fuori gioco di poco di Cadau, purtroppo l'arbitro ha fischiato. Se sarebbe andato in porta sarebbe stato sicuramente un gol, perché era tutto solo. Ricordiamo il risultato 1-0 per il tutta vista Galtellì a 2 minuti dall'inizio. Palla indietro, Mastio. Il Florinas che cerca di andare avanti, non ci riesce, alla meglio il giocatore del tutta vista, ancora punizione. Punizione per il tutta vista Galtellì. Rimessa per il tutta vista Galtellì. Ricordiamo il risultato del primo tempo. Siamo all'8º, al 9° minuto del primo tempo. 1-0 per il tutta vista Galtellì sul Florinas. Mastio, palla al centro verso Cadau, respinto ancora in tutta vista in avanti, tutta vista sempre in possesso del pallone, non si riesce a raggiungere il pallone, rimessa.
tiro fuori. Azione pericolosa da parte del Florinas, nulla di fatto, palla fuori, rimessa. Si sente tutto il vociare del pubblico. Punizione. Vai che buono! Punizione contro tutta vista. Fallo in attacco. Primo tiro del Florinas, parato dal portiere avversario. Mi distrago. ...14 minuti sono trascorsi. Non capisco cosa sia. Non è riuscito l'attaccante del tutta vista a prendere la sfera. Calcio d'angolo, si incarica Fabrizio Lai.
il numero 7 Fabrizio Lai. Calcio d'angolo da ripetere, prima deve fischiare l'arbitro. Peccato che il pallone è andato in gol. Calcio d'angolo da ripetere. Sempre Fabrizio Lai dal dischetto. Ecco, adesso ha fischiato, palla al centro, questa volta nulla di fatto. È uscito la difesa del tutta vista a non fare entrare in area il giocatore avversario. Respinto, un bel tiro forte, respinto dal proprio giocatore. Ancora il Florinas in avanti a trovare il numero 9, il centravanti. Corre Florinas. Punizione da parte del numero 8 del Florinas. Peccato che non è arrivato rimessa da parte del Florinas.
ora Florinas che cerca di andare avanti, ci riesce, palla in avanti, nulla di fatto, Mameli riesce a prendere il sopravvento, ancora Mameli, punizione. Giocare però, di vantaggi. Calcio d'angolo, il giocatore del Florinas non è riuscito a evitare l'angolo. Ricordo 1-0 per la tutta vista calcio in gol di Giovanni Cadau. Ancora nulla di fatto. Mastio, signore Mastio, sì, non è riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta. Rimessa per il tutta vista Galtelli, nulla di fatto, palla in possesso del giocatore del Florinas, ancora il numero 20, il numero 9, punizione per il Florinas, si carica il numero 18, passa al numero 8. Florinas, possesso di palla, rimessa, non riesce Cadao, tiro alto. Sono trascorsi 24 minuti, risultato 1-0 per il tutta vista Galtelli su Florinas, rimessa del portiere del Florinas. Regola del vantaggio, punizione non l'ha data perché il pallone è rimasto nei piedi del nulla di fatto. Calcio d'angolo per la primo calcio d'angolo per i Florinas. Palla al centro, nulla di fatto per il Florinas, comunque pericoloso in aria questo Florinas, questa azione.
Ora calcio d'angolo, sempre per i Florinas. Palla al centro. Un altro angolo. Un altro angolo nella parte opposta da quello precedente. Ancora l'uomo numero 6 che si rialza. Palla al centro. Ben fatto. Rimessa per i Florinas. Così no. Confusa, Cadao non è riuscito a girarsi, occasionissima per tutta questa Galtelli. Ammonito un giocatore del tutta vista.
punizione. Bravo il giocatore del Florinas a troncare l'azione di Cadao. Vai che tuo Robè! ...32 minuti sono passati dall'inizio, 1-0 per il Tutta Vista Caltellì. Calcio d'angolo, il numero 22 non ha dato modo a Fabrizio Lai di possessarsi del pallone. Nulla di fatto. Girati Alessà, girati! Dai Ale! Ancora Caltellini in possesso di palla. Fabrizio Lai. Punizione. Non è uscito.
carica sul portiere. Il portiere viene scorso fuori dal campo, non so cosa gli sia successo. Il portiere ha preso un colpo che lo costringe ad abbandonare. Ha preso un colpo sul volto il portiere del Tuttavia. Gioco interrotto. Minuti sono trascorsi, però c'è un gioco fermo da più di 5 minuti, penso. Si riprende. Ancora qua. No, peccato, non riesce a tenere il pallone. Un rettangolo di gioco, rimessa per il Florinas.
Qui si sente anche le voci dell'allenatore, tutto. L'arbitro che del pallone è andato tanto troppo lontano. Sono firmata! Gesù Maria, se noi che siamo giorno. Palla al centro, un tiro, meno male non è andato nello specchio della porta. Giovanni Cadao, vediamo se da solo riesce. Per un pelo Giovanni Cadao non raddoppia, palla fuori, respinta dal giocatore avversario, calcio d'angolo. Sempre per Bissolai, al centro, nessun giocatore del tutto in vista riesce, palla fuori, ancora un altro sbaglio, rimessa per il punizione. Stai zitto! Stai buttando un po' troppo! Punizione battuta dalla numero 6 del Florinas.
45, 46esimo, l'arbitro sta recuperando per quel gioco fermo per l'infortunio del portiere. Finisce il primo tempo. Uno a 0 per il Tuttavista Galtellì. Togliamo l'audio, riprendiamo dopo. Adesso chiudiamo l'audio.
Ecco che inizia il secondo tempo, risultato sempre 1-0, Benetutta Vista Caltellì. Respinta del portiere, nulla di fatto. 1 minuto dall'inizio, secondo tempo. Arbitro, pesa un quintale quello! Non l'ha neanche toccato! Aglio e finila! Punizione per Florinas. Giuriolacca del portiere, meno male i giocatori del Florinas hanno saputo approfittare. Contropiede adesso per Tutta Vista Caltellì, vediamo se riesce, nulla di fatto, ancora palla indietro, Tutta Vista Caltellì in possesso di palla. Attenzione. Il vento, vediamo chi è che sta battendo, sembra che sia Fabrizio Lai che si incarica di tirare la punizione, infatti nulla di fatto, respinta, rimessa. Cambiano la Vista Caltellì. Ecco, Giorgio Floris. Palla al centro, nulla di fatto, non è andato a buon fine il passaggio al centro del giocatore del Tutta Vista.
Giorgio Floris, palla al centro. Gol. Due a 0, 2 a 0. Due a 0 per tutta questa Galtellì su Florinas. Chi è che ha segnato? Chi? Barattelli. Ah, Barattelli. Segnato Barattelli, un gol di Giovanni Cadau e Barattelli, 2 a 0 per la tutta vista Galtellì. Ecco, ci sta mettendo il vento, infatti si sente nel microfono il vento. Palla indietro. Il Florinis cerca di impostare l'azione col numero 20, molto bravo nel palleggio. Ancora Florinas, punizione. Ricordo il risultato 2 a 0 per il tutta vista Galtellì. Calcio d'angolo per il tutta vista Galtellì. Che cazzo mi dice?
Ah, peccato, nessun giocatore ha saputo approfittare della palla che attraversava l'area di rigore. Con in tutta vista Caltellini in possesso di palla. Ricordo il risultato. Sono trascorsi 12 minuti dall'inizio del secondo tempo. Risultato 2-0 per tutta vista Caltellì. Purtroppo io non devo fare tante cose. Devo guardare la camera, parlare, guardare il mix, guardare se registra, tutte queste cose qua. E tutto questo mi ha causato che ero distratto al momento del primo gol del tutta vista. Anche questo doveva succedere quando uno fa tante cose insieme, anche se bravo o non bravo, non riesce. Qui ci vogliono più di una persona, purtroppo non è possibile, e allora faccio qualcosa anch'io. Perciò come commentatore sono scarso, come operatore sono scarso perché non ho preso il gol, cerco di migliorarmi. Purtroppo tante cose insieme non si possono fare. Qui ci vorrebbero al minimo 3 persone, uno che alla regia, uno mix audio, un operatore alla ripresa e uno che segue se la diretta è ok. Basta un po' dristarsi e succede quello che è successo nel primo gol. Ricordo il risultato 2-0 per tutta vista Caltellì sul Florinas. Con questa vittoria tutta vista Caltellì tiene il primato. Non sappiamo cosa hanno fatto la seconda, cosa stanno facendo le altre. Da fuori rimessa per tutta vista Caltellì. 2-0 per tutta vista sul Florinas. Rimessa, ancora sembra che sia Baratelli, ancora tutta vista, adesso Mameli, ancora Mameli, non riesce, ci riesce comunque a passare la palla proprio perché Fabrizio Nagli al centro,
non si sono visti. Punizione, ha toccato con le mani, col braccio, il numero 22 del Florinas, sempre Fabrizio Lai incaricato del tiro. Adesso non so se passa al centro oppure tira direttamente in porta, di solito palla al centro a servire i propri compagni. Vediamo qual è l'idea di Fabrizio Lai. Questa volta tira in porta, ecco, tirato in porta, bella parata del portiere, ancora respinto ancora il tiro. Non potevo, ha rischiato un po' il portiere, forse non potevo prendere con le mani. Giovanni Cadao sempre in agguato sull'area di rigore. Palla indietro verso il proprio portiere del tutta vista. Florinas in possesso di palla. Corre Florinas. Palla a tutta vista rimessa. Cambio nel Florinas. Vista cerca di impostare l'azione. Cadao verso Giovanni Marras. Cadao cade, si possessa del pallone gli avversari. Ancora il Florinas che avanza in avanti con questo numero 9, molto bravo il numero 9. Giovanni Marras, ancora il Florinas in avanti, di fatto respinge la difesa della tutta vista, ancora il Florinas in avanti, sempre in possesso di palla il Florinas, ancora il Florinas in avanti. Nulla di fatto, sicuramente Mastio. Con nessun giocatore nella propria area. Ancora il Florinas in avanti, senza riuscire. Bravo
giocatore del tutta vista in possesso del pallone, Cadao non riesce ad agganciare, ancora Mastio, anzi non era Mastio, Giovanni Marras verso Fabrizio Lai, che Fabrizio Lai ancora ci riesce il ripallo, peccato non riesce Florisi ad agganciare, ancora la palla in possesso, gioco fermo, c'è un giocatore del Florinos a terra. È tornato il pallone al gioco delle Florinas. Con tutta vista Floris, beh, parata occasionissima per Florisi, che non ha saputo approfittare, anche perché per la bravura del portiere. Forse doveva tirare un pochettino più forte in modo che il portiere potrebbe sfuggire. Con tutta la vista ancora, vediamo se non è riuscito Cadao a possessarsi del pallone. Maratelli, Fabrizio Lai, Mameli, Fabrizio Lai, un giocatore si è buttato in aria, poteva essere anche ammonito. Rimessa, Florinas, caspitina, molto pericoloso il tiro, molto pericoloso il tiro, alto, di poco però, di poco.
Ricordo siamo al 25esimo nel secondo tempo, 2-0 per il Tuttavista Caltelli su Florinas. Palla fuori, rimessa per il Tuttavista Caltelli, rimessa ancora per il Tuttavista Caltelli. Mameli, Giovanni Marras, anzi scusa. Ancora Cadau, Floris, non riesce Floris, ancora non riesce, sfortunato Floris, occasionissima per Floris, nulla di fatto. Rimessa per il Tuttavista, con il nulla di fatto, palla fuori, rimessa per il Florinas. Cambio per la punizione e ammonizione per il numero 15 della punizione. Vediamo se Tuttavista saprà approfittare. Buona posizione per realizzare. Vediamo se il Tuttavista ne saprà approfittare. Ricordo il risultato 2-0 per il Tuttavista Caltelli su Florinas. Siamo al 28 minuti del secondo tempo, ancora vediamo chi è che si incarica del tiro. C'è Mameli, Fabrizio Lai. Chi è che sarà quello lì che si incaricherà di fare il tiro? Gol di Floris. (3-0) 3-0 gol di Floris. Ormai la partita è compromessa, ormai Tuttavista ha messo in cassaforte il risultato. Tuttavista 3, Florinas 0. Cambio. Esce Mastio, entra il numero 18.
Fabrizio Lai in possesso di palla indietro, Mameli, fallo su Cadao, mi è sembrato, forse non era Marco Cadao, no, purtroppo non li conosco tutti, conosco solo pochi. Ancora il Florinese in avanti, molto bravo questo giocatore, vedo un po' il numero 9, ammonito Fabrizio Lai per il fallo sul numero 9 del Florinas. Ricordiamo i gol: Giorgio Floris, Barattelli e Cadao per il tutta vista Galtellì. Palla al centro, il giocatore reclama un rigore, anche prima lo reclamava, però secondo me è anche un bravo cascatore, basta che lo toccano e si che ruede, detto in sardo, ma l'arbitro non si fa fregare. Minuti. Minuti al termine del tempo regolamentare. Florini, se non riesce a impostare le proprie azioni, sono sempre
mi distraggo sempre per cambiare. Quanto questa volta voglio prendere una d'azione con i giocatori più vicini, però facendo così c'hai meno spazio, perciò è più difficile prenderli perché non c'hai spazio. Prenderli più da vicino, sì, lo so, però questo problema che poi non ti dà il tempo a recuperare quando la palla va veloce. Punizione per il Todavista Galtellì. È troppo alto. Giovanni Marras, mi dispiace, stavolta non hai azzeccato. Cambio. Cambio del portiere. Cambio del portiere. Cavolo. Attenzione. È uscito il portiere titolare, un ragazzo giovane del Galtellì. Rimessa. Qui si sente tutto, anche il cagnolino.
Calcio di rigore, questo giocatore numero 9 è troppo bravo, prima o poi qualche danno gli succedeva, che gli facevano qualche rigore. Calcio di rigore, calcio di rigore, sempre il numero 9 che si incarica del tiro. Vediamo se il giovane portiere di Galtellini riesce a parare. Nulla da fatto. 3-1. Il risultato. Rigore il numero 9. Siamo al 42esimo. 42esimo nel secondo tempo, risultato 3-1 per il tutta vista Galtellini. Sfortunato, sempre questo Flores sfortunato. Fallo, una punizione. Punizione per il giocatore di Florinas. Punizione per tutta vista Galtellini in una posizione molto vediamo se saprà approfittare Fabrizio Lai, se tirerà. Troppo alta di poco sulla traversa di Fabrizio Lai, nulla di fatto. (3-1) risultato, segnato di rigore il numero 9 delle Florinas. Siamo arrivati al 45esimo. Rimessa per Florinas. 45esimo scaduto. Adesso vediamo quanti minuti recupera l'arbitro. Respinto il tiro del giocatore della Florinas,
dal giovane portiere di Galtellì. Calcio d'angolo. Al centro, meno male che non aggancia il giocatore, se no erano dolori per il tuttavista Galtellì. Sempre palloni che vanno fuori. Qui finisce la partita. Galtellì ha vinto 3-1. Stop. Per tuttavista Galtellì. Grandi, ma sei ancora in diretta? Sì, sì. Grande, tutta vista. Prendiamo l'audio. Finisce la partita.